Salve a tutti, ci troviamo nella riserva naturale integrale di Bosco Nordio, gestita dall'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario, Veneto Agricoltura. Siamo qui per fare un censimento di pelobate fosco, e abbiamo scelto di farlo presso il percorso di Land Art Arte Natura, un percorso di circa 1 chilometro realizzato nell'ambito del progetto Interreg Adrion Impreco, e che si è dimostrato negli ultimi mesi molto utile anche per fare proprio questa attività di monitoraggio di questa specie. Pelobate fosco è un animale molto raro, è una delle specie più importanti della riserva e protetto da una serie di leggi internazionali, tra cui la più importante, la più rilevante per quanto ci riguarda, è la direttiva Habitat. Per questa direttiva, una direttiva comunitaria, la specie è considerata una specie addirittura prioritaria, cioè di importanza fondamentale per la sua conservazione, in quanto è una specie ormai diventata molto rara in Italia. In Veneto si pensa, attualmente sono conosciute soltanto 3 popolazioni di questa specie, e 2 molto vicine a Bosco Nordio, la terza è proprio questa qua di Bosco Nordio. La popolazione di Bosco Nordio deriva da un intervento di reintroduzione effettuato da Veneto Agricoltura. I primi pelobati sono arrivati a Bosco Nordio nel 2008 e dopo una prima fase di allevamento in cattività sono stati rilasciati nel resto della riserva. Dal 2014 gli animali si riproducono in riserva e una delle aree utilizzate per la loro riproduzione è proprio quella su cui insiste il percorso di Land Art Arte Natura. Per questo questa sera siamo qua. Adesso percorreremo il percorso e oltre a incontrare le opere degli artisti speriamo di incontrare anche questa specie molto rara. I monitoraggi su transetto a Bosco Nordio li facciamo soltanto da quest'anno, perché la popolazione appunto è una popolazione nuova che si sta espandendo e gli anni scorsi non erano presenti a Bosco Nordio animali in quantità per fare questo tipo di monitoraggio. Soltanto da quest'anno ci siamo accorti che è possibile rinvenire gli animali anche lungo i percorsi, lungo i sentieri della riserva. Il primo anfibio che troviamo è una piccola raganella. La raganella è una specie arboricola abbastanza ancora diffusa nella pianura, proprio perché in certe situazioni riesce proprio a salvarsi saltando e vivendo sugli alberi. E proprio qua, alla base dell'anfiteatro del percorso di Land Art, incontriamo il primo pelobate. Si tratta di una giovane femmina, e probabilmente è una femmina nata 2 anni fa. Il rosso smeraldino è l'anfibio più comune in quest'area della riserva e in questo periodo è in riproduzione nello stagno vicino qua al percorso, come si può sentire. Il pelobate è anche raffigurato su quest'opera lungo il percorso di Land Art. È l'opera di Simone Carraro dal titolo Percorso visivo. Una rana verde. Il vantaggio di effettuare i censimenti durante la notte è quello di poter avvicinare gli anfibi molto di più. Di giorno sarebbe praticamente impossibile arrivare così vicini ad una rana verde senza farla scappare. Questa femmina di pelobate invece è piuttosto grossa, probabilmente ha 4-5 anni, è una delle prime nate nella riserva. La tecnica che utilizziamo è quella del censimento su transetto. Questa tecnica, che consiste nel percorrere un determinato tracciato, ripetendolo magari nei mesi successivi o gli anni seguenti, e annotando ogni volta il numero di individui per singola specie che andiamo a rinvenire. Questo censimento ci consente di verificare
le specie presenti nell'area e anche in certi casi di apprezzare eventuali modifiche nella consistenza delle popolazioni delle singole specie. Sulle sponde dello stagno dove cantano gli smeraldini c'è un'altra opera dedicata al pelobate di Simone Paulin. La serata si è conclusa, una decina di rospi smeraldini, 2 pelobati, una rana verde, una raganella, e il numero di pelobati sì non è particolarmente elevato, ma d'altra parte siamo ormai nella prima decade di giugno, il periodo idoneo per questi monitoraggi, che è la primavera, si è ormai concluso, e è fisiologico che quindi il numero di individui contattati cali. Le indicazioni comunque ottenute quest'anno sono positive, confermiamo l'espansione della popolazione in nuove aree prima non utilizzate, e per il primo anno effettivamente siamo riusciti anche a effettuare questa tipologia di monitoraggio sugli animali in attività terrestre, per cui diciamo segnali nettamente positivi per la popolazione di pelobate fosco qua nella riserva di Bosco Nordio.